Eccoci qua, buonasera e ben ritrovati in compagnia di Terzo Tempo speciale Serie A2 Serie B, ma non solo, perché questa sera vi racconteremo anche come è andata a finire la finale dell'Over 35, l'altra categoria, a parte quelle canoniche, che compone di fatto questo campionato della Lega Calcio 8. Ovviamente ve ne sarete accorti, questa sera non c'è Marco Iorio, ci sono io, tanto per questo appuntamento con Serie A2 Serie B quanto per quello a seguire. Non cambiate frequenza internet, perché a seguire parleremo di Serie A e siamo entrati davvero nel vivo. Però, come dicevo, siamo arrivati alle battute finali anche degli altri campionati. Finalissima, ad essere esatti, per quel che riguarda il torneo Over 35, si è disputata la settimana scorsa il Circolare Atletico 2000, uno contro l'altra sono andate lo Sporting Lodigiani e lo Sport Vecchio Rohan. Andiamo a vedere com'è andata. Buonasera amici sportivi appassionati di calcio a 8, finale Over 35 al Centro Sportivo Atletico 2000. Si affrontano Sporting Lodigiani in completo bianco-verde contro Sport Vecchio Rohan invece in completo blu. Le squadre sono appena scese in campo, i soliti convenevoli di rito. Le due squadre si vanno a stringere la mano per questa che sarà una finale al cardiopalma tra queste due formazioni per la conquista del campionato Over 35. Tutto pronto, arriva il fischio del giudice di gara, si può cominciare. Primo possesso per lo Sporting Lodigiani, è Mazzilli che avanza col pallone, la conclusione di Mazzilli ed arriva proprio in apertura di primo tempo il vantaggio dello Sporting Lodigiani con il giocatore numero 7 Mazzilli su assist di Torquati. Ancora la Lodigiani che può avanzare, c'è Mione, va alla conclusione, si oppone molto bene l'estremo difensore del Vecchio Rohan. Allora Salvucci per Di Valerio scodella, la palla che arriva per Stella, la conclusione col mancino di Stella che va ad agguantare l'1-1, costretta a ricominciare quindi da subito la Sporting Lodigiani. Questa conclusione davvero bella da fuori area di Stella. Ora sul pallone Topa, l'assist al centro è Rogato per il 2-1 dello Sporting Lodigiani. Torna in vantaggio quindi la formazione bianco-verde. Assist splendido al centro dell'area di rigore. Rogato tutto solo, ha il tempo di colpire a rete. Ora c'è ancora Mazzilli, il numero 7 con un esterno destro. Allunga lo Sporting Lodigiani. 3-1 adesso all'Atletico 2000. Autore del gol, lo ricordiamo, il signor Mazzilli. Ora c'è ancora Rogato può andare alla conclusione, arriva anche il quarto gol della Lodigiani. Che primo tempo qui all'Atletico 2000, l'abbraccio poi tra i giocatori in maglia bianco-verde che sanno di aver messo in cascina un buon vantaggio sugli avversari. Ora De Lorenzo subisce poi il fallo, Stella, è lo stesso Stella che si incarica della battuta, parte con il destro Stella e c'è il gol del 4-2. Non molla lo Sport Vecchio Rohan, accorcia anzi le distanze con Stella, il giocatore probabilmente più tecnico di questa formazione. Mentre con le immagini siamo passati al secondo tempo, vediamo se lo Sport Vecchio Rohan avrà la forza e la determinazione per rifarsi sotto. Ora Bianchi al centro dell'area di rigore, Bianchi salta anche il portiere, riapre tutto lo Sport Vecchio Rohan con il numero 7 Bianchi che salta anche il portiere, poi anche un difensore tocca il pallone in modo morbido per il 4-3. Calcio di punizione, ora ancora Stella, il miracolo del portiere che va a negargli la gioia del 4 pari. Ora c'è il rilancio, manca davvero pochissimo, anzi non c'è più tempo e lo Sporting Lodigiani può finalmente esultare, vince il campionato Over 35. Grande stagione, un grandissimo gruppo, una grandissima società. Veramente devo fare i complimenti alla Lodigiani, al presidente Riccardo Torquati, a tutto il gruppo, veramente uniti, un gruppo d'amici prima di tutto, quindi veramente grande stagione. E per quanto riguarda la partita, sì, effettivamente il primo tempo è stato a senso unico, poi siamo calati inspiegabilmente, un po' di nervosismo. Complimenti alla squadra avversaria, comunque ci ha messo in difficoltà.
E allora complimenti allo Sporting Lorigiane, abbiamo visto trionfare, bellissima tra l'altro la Coppa della categoria over 35, davvero un bel colpo d'occhio, ma complimenti davvero allo Sporting Lodigiani che ha vinto in questa categoria seniores della Lega Calciotto. Però tornando alle classi canoniche, vale a dire nella fattispecie la Serie A2, stiamo entrando nel vivo, siamo arrivati davvero alle battute finali anche dei playoff promozione Serie A2 in palio. Ovviamente c'è un posto nella prossima Serie A. Andiamo a vedere quello che è successo la settimana scorsa nella gara valevole per il secondo turno preliminare. Siamo sempre all'Atletico 2000, una contro l'altra andavano The Rounders e Campus Biomedico Soccer. Tutto pronto per questo ottavo di finale, playoff. Si cerca un posto per la Serie A2. Buono questo appoggio sulla destra, prova ad accentrarsi, non trova lo spazio per la conclusione. Palla ancora a Napolitano, al centro, di testa, è libero. Palla data fuori, la conclusione al volo. E la palla finisce sui piedi di Pongetti, che quasi non ci crede. E mette la sfera dentro. De Bonis ovviamente non può nulla. Nessuna colpa per l'estremo difensore del Campus Biomedico in questa situazione che sorprende un po' tutti. Grazie al gol di Pongetti, un po' rocambolesco, ancora un'occasione, c'è ancora un tiro e stavolta non trova la deviazione provvidenziale. Fanno correre il pallone anche gli avversari, qui Tiziano prova ad andarsene ma capisce tutto Currado, la palla arriva comunque in attacco e l'appoggio è perfetto per Tiziano, in bambola la difesa del Campus Biomedico che subisce il raddoppio degli avversari proprio allo scadere del primo tempo. Deve trovare lo spunto buono il Campus Biomedico per riprendersi. Napolitano, il sinistro insidioso ma troppo debole. Possiamo dire meritato il vantaggio, forse sarebbe stato anche un gol del Campus Biomedico, ma Pedrazzini si è superato. Currado insiste, non c'è però l'appoggio dei compagni di squadra che rimangono a guardare e se ne va di gran carriera sulla sinistra Cortesi. Non riesce a intervenire, c'è il fallo, viene dichiarato subito il rigore. Se n'era andato, perdon, Tagliacozzo sulla sinistra. Parte Jacopucci. Il destro prende tempo e punisce De Bonis. Non si era fatto ingannare l'estremo difensore proprio su questo gol, sul rigore di Jacopucci. Finisce il primo tempo 3-0. Stacca di testa, ma finisce dei piedi del centrocampista del Campus Biomedico. Prova ad andare avanti, c'è lo spazio, l'occasione buona e fallisce un'occasionissima. Prova a trovare lo spazio Napolitano, prova ad uscire, trovare la conclusione, arriva! Buona questa giocata di Malara, Salvatore Malara. Arriva come un rapace a recuperare questo pallone, la butta dentro, 3-1, si rivede il Campus Biomedico. Respira il Campus Biomedico, favorisce questo errore, se ne va sulla sinistra, c'è molto spazio, la conclusione, trova la traversa. Buon appoggio sulla sinistra, il Campus Biomedico cresce esponenzialmente, qui forse un'indecisione. Praticamente zero l'attacco dei The Rounders in questo momento, lasciano il da fare tutto ai Campus che non riesce a trovare spazio. Ferreri, il sinistro! Riaccende la luce della speranza Ferreri dopo la traversa, la butta dentro. Pedrazzini immobile su questa conclusione. Siamo ormai agli sgoccioli di questo match tesissimo col Campus Biomedico che si butta in avanti, c'è lo spazio, Ferreri finisce qui il match. Il Campus Biomedico capitola contro i The Rounders che approfittano del vantaggio per 3 reti nel primo tempo e nonostante l'ottima reazione di Napolitano e compagni non riescono a recuperare. Forse al secondo tempo sì, abbiamo sofferto un pochino perché comunque loro hanno attaccato, volevano recuperare perché comunque stanno giocando tutto, però abbiamo difeso bene, io ho dato il massimo, è andata bene così comunque. E allora abbiamo visto Rounders che passano il turno, si qualificano per la fase successiva che si disputerà proprio questa settimana. Siamo veramente nel vivo, tra 2 settimane dovrebbe esserci la finalissima
della Coppa Promozione Serie 2 la capiremo. Chi sarà l'altra squadra insieme alle altre due già neopromosse dopo gli spareggi promozione ad accedere alla prossima Serie A 2014-2015, letteralmente una corsa verso il paradiso che riguardava, almeno fino alla settimana scorsa, entrambe tra Colle del Sole e Borgo Antico, anche loro protagoniste in una gara a eliminazione diretta valevole per il secondo turno preliminare dei playoff promozioni. In questo caso però si giocava la Stella Azzurra, naturalmente anche in questo caso vi lascio alle immagini per capire com'è andata e naturalmente vi saluto per quel che riguarda l'approfondimento sui campionati di Serie A2 e Serie B, ma come abbiamo visto questa settimana anche over 35, e vi do appuntamento tra qualche minuto con la edizione di questo martedì dedicata esclusivamente al campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Buona visione, a più tardi. Buonasera e bentrovati dalla Stella Azzurra, 50 minuti che valgono una stagione e valgono soprattutto un posto in semifinale nella Coppa Promozione di Serie A2, una contro l'altra, Colle del Sole e Borgo Antico. Controlla ancora 2 contro 2 per la compagine bianconera, ancora parte sulla sinistra, fino in fondo, atterrato! Vediamo se e come si concretizzerà questa iniziativa. Parte Ulisse col mancino, palla all'angolino! Si sblocca il risultato alla Stella Azzurra. Capitano Ulisse porta in vantaggio il Borgo Antico. Colle del Sole 0, Borgo Antico 1. Anello. Cross in mezzo, c'è il taglio e sbuca praticamente dal nulla, ma è efficace l'inserimento di Piatto che con il piatto trafigge l'estremo difensore avversario e riporta in parità l'incontro 1-1 alla Stella Azzurra tra Colle del Sole e Borgo Antico. Fa il calamborano anche da palla addosso e guadagna un provvidenziale fallo laterale. Lancio in verticale ancora con la forza e con il fisico, Fiammelli se ne va, atterrato poi. Parte Balzani con il destro, conclusione, ancora la Soterra e ancora l'angolino. 2 gol praticamente in fotocopia. Prima Ulisse, ora Balzani, il Borgo Antico torna in vantaggio. Ancora Balzani, fino in fondo, apertura sulla destra, conclusione con il destro, palo clamoroso, l'azione ancora non è finita, Balzani con il mancino. Pallone che termina sul fondo. Riparte ancora il secondo tempo qui alla Stella Azzurra tra Colle del Sole e Borgo Antico. Primi 25 minuti sono conclusi con il risultato parziale di 2-1. Notar Giacomo in mezzo, prova a coordinarsi il numero 5 Ciccia, pallone però rimane ancora vivo, conclusione, miracolo di Chichi, in qualche modo Chichi si è opposto, allontana Ulisse, palla in verticale per Piatto che prova a mettere dentro con la piedesta, incredibile, doppio liscio. Camberi ancora porta palla sulla destra, deve ora tenere più tempo possibile, palla, attenzione Camberi, conclusione del suo rovesciata, clamoroso, ma arriva il tap-in a porta vuota di Galluscio e il Borgo Antico suggella l'incontro 3-1 alla Stella Azzurra e il Borgo Antico ormai virtualmente passa il turno e Colle del Sole virtualmente eliminato. Si perde tra le braccia di Francioso, manca solo il triplice fischio che arriva in questo momento. Colle del Sole 1, Borgo Antico 3, continua la sua avventura il Borgo Antico.